Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Siamo all'interno della 29esima edizione della Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco e siamo alla 48esima edizione della Mostra del Tocchiato di Fregona. Con noi Francesca Bertolini, Presidente della Proloco. Ben ritrovata Francesca, come al solito un piacere enorme essere qui in questa bellissima location e adesso ti lasciamo la parola perché c'è tanto da dire per questa edizione. Sì, quest'anno abbiamo aumentato un po' quelli che sono gli eventi così specialistici, quindi parliamo di vitigni resistenti, parliamo comunque di tocchiato in una bella verticale, poi abbiamo degli abbinamenti con i vini autoctoni e poi abbiamo naturalmente tutto quello che riguarda le passeggiate, quindi la conoscenza del territorio sia la prossima domenica che anche quella successiva. L'importante è anche che da quest'anno abbiamo anche aumentato un po' quella che è la proposta enogastronomica, quindi domani si comincia con lo spiedo, che giustamente è il nostro piatto tipico, e poi via via si abbineranno anche, per esempio alla passeggiata alle erbe, anche il pasticcio fatto molto, molto buono con delle erbe. Abbiamo visto anche all'interno della mostra, con gli assaggi vengono serviti anche diversi biscotti, crackers e assaggi vari. Sì, certo, avremo anzi qua domenica 12 il campione della World Cup Tiramisù del 2021 che farà un piccolo cooking show e spiegherà come si fa il tiramisù, che verrà comunque proposto tutti i giorni agli ospiti in abbinamento con i vini passiti o anche con altri vini. Francesca, sappiamo e ci tieni un doveroso ringraziamento a tutti i volontari che ti danno una mano. Assolutamente ai volontari di Proloco, ai produttori del tocchiato che ci ospitano, effettivamente collaborano con noi e a tutti quelli che ci stanno dando una mano in questa manifestazione. Vi aspettiamo appunto da oggi fino al 19, venerdì, sabato e domenica, con gli orari che trovate sul programma che è nel nostro sito Proloco Fregona. Francesca, di nuovo grazie, adesso andiamo a fare un giro di questa bellissima location.